benvenuto Cane Secco. Yes, yes, grazie a voi per questa intervista. Oh, che bello averti. Ancora non ci conosciamo, nel senso che è la prima intervista con te, quindi sappi che ti tocca l'intervista classica di Doppia H con la sua primissima domanda, che come al solito è piatto preferito. Ok. Beh, piatto preferito, pasta in generale, proprio italiano medio sul cibo. Quindi, carboidrati come se piovessero. Sì. Meglio i primi dei secondi. Sì, assolutamente. Sei della mia squadra. Sì. Primo forever. Sport che segui? Allora, diciamo che seguo molto il basket americano, però comunque sono costretto a seguire anche il calcio italiano per via delle scommesse, amici, fantacalcio. Hai preferenze di colori? Ma no, in realtà preferisco poi chi fa vincere alla SNAI, quindi... Per cui sì. a seconda. Sì, non puoi avere una squadra del cuore quando scommetti alla SNAI. No, perché sennò poi è un casino. Esatto. Ti ci arrabbi ancora di più se No sentimenti. Assolutamente. E invece nel basket americano chi segui? Ma in realtà anche lì cerco di seguire più i giocatori che le squadre, perché comunque non essendo di una città americana mi sembra stupido seguire la città, quindi da piccolissimo seguivo i Bulls perché comunque erano la squadra migliore. Poi dopo ci sono stati i Lakers di Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, poi adesso c'è Miami che va molto forte, quindi uno si sposta diciamo dove stanno i giocatori che segue con più piacere. Esatto. E invece da piccolo hai sempre sognato un futuro nella musica o avevi qualche... cosa volevi fare da grande? Sicuramente scrivere, esprimermi. In realtà da piccolissimo, ancora prima che scoprissi l'esistenza del rap, non lo so, pensavo sarei diventato uno scrittore, un poeta, così. E poi è stato proprio naturale, visto che comunque la scrittura, sei proprio scoraggiato nella scrittura al giorno d'oggi, visto che nessuno legge. Diciamo che l'unico modo per poter scrivere è rappando, credo, cioè... Oggi sì, forse è il modo più se vuoi esprimere un concetto, per arrivare. Sì, specialmente al pubblico di oggi. Magari quando andranno forti gli ebook esatto. ricominceremo a scrivere. Magari ci farai un libro di poesie. Sì, esatto. Però ti chiameresti sempre. Allora, ok, sogniamo un attimo. Alessio, poeta, sarebbe sempre Cane Secco? Ti troveresti un nome più soft, non so? Ma non lo so, infatti, sì, forse Cane Secco è proprio rilegato al rap, anche alle esperienze che ho avuto tramite il rap, questo nome, quindi magari sì, in un'altra carriera, in un'altra veste, magari troverei un altro nome, ma è probabile anche che troverò un altro nome sempre rimanendo nel rap in futuro, perché non lo so, poi io prima avevo anche un altro nome da piccolo che era Reato, ma era un nickname che non ho mai usato, diciamo, ufficialmente. Però comunque a me ricorda un periodo della mia vita, quindi Cane Secco ne ricorda un altro e chissà. E poi la vita cosa verrà. I percorsi poi sono imprevedibili. Che bello, quanto mi piace quando riusciamo a strappare così pezzi di sogno. Chissà, se infatti... poi magari un giorno dovessi diventare un poeta veramente ci ricorderemo di questo. Esatto, anche perché abbiamo registrato tutto e possiamo ricattare. No, invece a proposito di fasi della vita, quando è che è arrivata la musica e come, insomma, nel tuo percorso personale? Innanzitutto io ho scoperto il rap intorno al 96-97, che come diciamo i più adulti che ci ascoltano sapranno bene è stata la prima golden age in Italia del rap. Dopodiché c'è stato un periodo di buio, quindi quelli della mia età che si sono appassionati al rap in quell'epoca hanno avuto il problema di affrontare il buio, quindi abbiamo avuto tanta passione, ma per 4-5 anni non sapevamo neanche come si facessero i beat. Cioè io credevo che i beat si facessero con dei giradischi, avevo capito che nell'hip hop c'entrava il giradischi, avevo capito che bisognava rimediare un giradischi. Esatto. Per 4-5 anni quello sapevo, quindi i primi 4-5 anni sono stati veramente un po' proprio di osservazione. Ho imparato a fare freestyle da solo perché non sapevo dove scrivere. Quindi ho avuto un attaccamento forte che poi dopo negli anni successivi comunque mi ha anche aiutato, sia perché avevo accumulato esperienza, ma anche perché avevo vissuto l'hip hop da fan, in una maniera che oggi è impossibile vivere. Ecco, qualche nome che ti affascinava in particolare? Italiano e non, Ma guarda, logicamente i primi di cui sono venuto a conoscenza sono stati gli Articolo 31 e i Sottotono. Poi dopo ho visto i Colle del Fomento in TV e quindi ho capito che venivano dalla mia città, avevano un po' un'attitudine simile alla mia e sono rimasto stregato. Ho detto ecco, questo
Infatti lo dico ogni volta, ogni intervista, dico la prima volta ho visto i Colli del Fomento in TV, ho detto ecco questo voglio fare, trovato. Non Sì, sapevo neanche grande. come si chiamava, ho detto questo, è lui. Visto vita loro, c'era il pugilato, no? Le ragazze sì. dietro, comunque era proprio affascinante in una maniera non ridicola. E quindi sì, mi ha proprio colpito, ho detto questo, non voglio ascoltare questo lo voglio fare. Sì, voglio essere questo. E invece di americano che cos'è che ti ha un po' fatto da guru, gli ascolti? Essendo sì, poi appunto quel periodo in TV passavano anche le prime cose di Tupac subito dopo morto e le cose diciamo non di Biggie ma passavano so, I'll Be Missing You. Quindi sono venuto a conoscenza di Biggie e Tupac, la fregatura, ho fatto che figo, sono morti. Porco cane. Quello non lo voglio fare. Aspetta il prossimo disco. Sì, a parte quello. Ma comunque che fregatura, cioè, ho scoperto Biggie e Tupac penso proprio 6 mesi dopo che erano morti. Ecco, questo è un segno, tu sarai il prossimo Tupac. Non nel senso che no! muori, nel senso positivo artisticamente. Matteo, non vogliamo portare sì. No, infatti, No, però stiamo tutti a comunque toccare. diciamo quindi col rap americano sono rimasto ecco un po' scioccato da questa cosa. Cioè, ho avuto un po' paura di avvicinarmi perché ho detto cioè qua come funziona? Ti piace un Infatti, artista e muore? Questo Veramente mondo shock, è stato uno shock, sì. infatti per un po' non ho poi vabbè dopo sono arrivati l'hip hop quello intorno al 99-2000 e ritornando anche a arrivare in radio, in TV in quegli anni, anche nei canali specializzati, quindi tutta quella roba da Nas, Notorious, Snoop Dogg, Sì, Exhibit. Ma senti, l'Eminem, il primo Eminem. Primo Eminem, ma sì, attenzione, Madonna. a quanto pare il primo Eminem sta per tornare, tra l'altro, e a questo proposito facciamo un salto, rimaniamo sempre a parlare di musica che ascolti, che ti Yes, piace. yes. Arriviamo però oggi, quest'estate sono usciti insomma un po' di dischi che hanno fatto chiacchierare di due tra i nomi più in voga, se vuoi più mainstream del Certo. momento nel rap americano, che sono Jay-Z e Kanye West. Certo. Hai avuto modo di ascoltarli, quei due dischi? Assolutamente, sì, certo. Da dove pende la bilancia? Per Yeezus o per Magna Carta? Sono un po' Guarda, curiosa. in realtà è un discorso complesso perché comunque Isus si basa sulle produzioni, anche sulle collaborazioni volendo, mentre Magna Carta è un disco di Jay-Z, forse è il nuovo classico di Jay-Z, poi è logico che non si può neanche dire se è il nuovo Black Album perché si potrà dire tra 10 anni. Infatti. Esatto. Però non lo so, a me piace un po' di più Jesus all'ascolto, ok? Cioè se devo stare ad ascoltare il disco preferisco quello perché è più particolare. Però Finalmente comunque ho trovato qualcuno che la pensa come Ha dentro anche un po' Certo. d'Italia, tra l'altro, Jesus. sì, beh, ma anche però il disco, anche Magna Carta, un po' d'Italia sì, perché sì, lui c'è poi Jay-Z ci mette che- tanta Italia. sì, Jay-Z proprio. rime e citazioni. Sì, su- mi parla in italiano, Jay-Z. Sì, parla in italiano, una strofa praticamente in italiano. Esatto. Infatti, Ciao bella. sì, sì. Comunque no, due disconi, assolutamente. Anche se io sinceramente per il rap USA ultimamente sto più sul viaggio trap. Quindi Two Chain, Juicy J, Grande trap. Juicy J! Adesso non ci Grandissimo. vedono, ma noi qui trappiamo Stiamo- subito. Stiamo mimando il ballo trap. Sì, quella è proprio la musica che a me fa sballare in auto. Anch'io, Fantastico. Tra l'altro l'auto Sono secondo me è il palco ideale per la musica, per un certo tipo di musica hip hop. È proprio se va bene lì, allora vuol dire che funziona. Esatto, Infatti- sai cosa faccio io quando ascolto un disco? Me lo metto in macchina e poi se trovo una traccia che tipo la posso pompare al massimo facendo distorcere i bassi a 1000 coi finestrini giù, dico ok, questo disco spacca. E infatti è questo il motivo per cui molti pezzi, poi non so se ci avete fatto caso, vengono criticati, specie sul web. Cioè sul web comunque piace il rap più impegnato. Perché io sto sul web, sto davanti al computer, voglio No, ascoltare il ascolti il concetto, testo. il testo Sì, e sì, basta. Anche perché il beat dal computer neanche ti arriva tutto. Esatto. La trappata, se non c'hai la macchina, se non sei uno che frequenta il locale, capisco che non ti piace, specie quella italiana. E cosa fai davanti al computer? Ti metti Esatto. a No, trappare? poi non arriva, Infatti non vedi i arriva. commenti che io mi ci dispiaccio un po' perché dico mannaggia, questi non c'hanno la macchina. Esatto. c'è magari un mio amico a Roma, Mr. Cioni, che ha fatto un album che è completamente da macchina. Ah. Perché lui poi c'ha il Q7, capito? cui è Quindi perfetto. Si è fatto il disco per la sua macchina. Grande. Io comunque anche c'ho il SUV, quindi in macchina Funziona, mia. Sì, io lo funziona. sento 2 o 3 volte di seguito il disco, è perfetto. C'è proprio un disco da macchina, da SUV in Italia, però Io sono sempre alla ricerca del disco perfetto a macchina. Ah, Io pensavi sono un sono sempre alla alfista ricerca e di ve lo un quindi SUV. consiglio proprio sono uno quello di Mr. zarro Cioni. dentro, e quindi è perfetta Sì, per sì. me. Adesso alla mia alfa E anche io sono proprio zarro dentro musicalmente, Grandissimo. proprio. Io direi di venire anche al tuo di disco, però Ok. prima ci ascoltiamo un altro pezzo Un appunto dal pezzo, disco. esatto. Questo allora abbiamo aperto con la traccia un po' più da macchina in Esatto. questo senso. E adesso invece andiamo un po' più su altri toni. Arriviamo alla collaborazione con Diluvio per il primo singolo estratto dal disco. Dopo tutto questo. Yes, yes, you.
Dopo tutto questo, Cane Secco con Diluvio, siamo sempre doppia H e siamo con Cane Secco. Arriviamo un po' a parlare, ci siamo persi un po' in chiacchiere, arriviamo a parlare del disco One Love. Il disco è arrivato con un Waiting One Love, esatto. Unito un po' a delle tue dichiarazioni sul web in cui spiegavi il motivo per cui avevi rifiutato un contratto discografico, avevi deciso di intraprendere questo cammino da solo, senza nessuna etichetta a supporto, e in Waiting One Love avevi dichiarato le tue intenzioni, quelle che sarebbero un po' state poi le intenzioni del disco, no? È un disco un po' incazzato, sì. Anche se non mancano i momenti in cui dichiari anche il tuo amore per la musica e per quello che fai. Esatto. Raccontacelo dal tuo punto di vista, da come nasce, che cosa che ti muove dentro, certo. In quello che hai scritto. Allora, diciamo che One Love è un album molto particolare per me. Allora, innanzitutto io vengo da una serie di lavori fatti con un gruppo che è l'Extreme Team, e poi ho fatto una trilogia di street album e una trilogia di EP col Producer 3D, quindi in realtà è il mio primo progetto ufficiale solista. E logicamente uno sente il peso quando devi fare un progetto ufficiale, il primo solista, un primo album. Poi comunque un po' tutti quelli del mio gruppo sono usciti con un album ufficiale, quindi insomma c'era il peso di fare l'album ufficiale, c'era il peso di dover fare anche dei singoli che fossero dei singoli proprio, cioè che fossero delle canzoni che rappresentassero sia l'album sia Cane Secco in generale, quindi tutto il percorso, e sia delle semplici canzoni che le puoi ascoltare anche non conoscendo assolutamente nulla di quello che riguarda la scena rap, Cane Secco e tutto quello che lo riguarda. E l'album è nato in una maniera particolare perché in realtà stavo lavorando a un altro progetto che poi è sfumato, e quindi non so, avevo un po' la paranoia che questo progetto sarebbe sfumato. In realtà stavo lavorando a 2 o 3 progetti contemporaneamente con vari artisti, e nel frattempo però portavo avanti cose mie da solo, e a una certa mi sono reso conto che il materiale migliore era quello mio da solo. E allora infatti anche gli altri hanno detto: Secco, vai, porta questo. E quindi niente, ho raggruppato le canzoni e mi sono reso conto verso la fine, cioè quando erano già 8-9, mi sono reso conto che c'era un concept dietro, che le canzoni erano tutte diverse ma tutte accomunate da questo filo un po' di rancore, un po' anche di incazzatura, ma un'incazzatura però appunto come dopo una delusione d'amore comunque. Sì, c'è parecchia amarezza forse. Amarezza, sì, che magari molti di quelli che ci seguono l'hanno proiettata tutta riguardo poi magari a quello che è successo nel mio gruppo, ma in realtà chi ha saputo ascoltare l'amarezza poi anche riferita appunto a come il pubblico recepisce poi appunto i messaggi, quindi anche in questa maniera. Ho fatto anche una rima sulle foto, sul fatto un po' dell'ossessione che hanno i giovani per la foto. Sì, appunto mi arrivano messaggi tipo: Secco, vieni a Bologna perché voglio una foto. Non voglio il live. Non importa che canti, basta avere una foto con te. Foto. A proposito, dopo con noi fai una foto perché sei qui abbastanza per questo, cioè, non so se... Quindi appunto diciamo che mi sono ritrovato un po' in una situazione in cui stavo esplodendo per tante situazioni diverse, perché io poi sono da sempre stato molto critico riguardo la scena hip hop. Comunque io vengo io lo chiamo l'esercito della vecchia scuola, perché comunque loro della vecchia scuola se la sono vissuta secondo le regole scelte da loro. Noi che invece eravamo i piccoli ce lo siamo vissuto secondo le regole scelte dai grandi della vecchia scuola, che poi una certa però sono un po' svaniti nel nulla, non hanno deciso chi doveva essere l'erede della vecchia scuola. E c'è stato un vuoto di regole. C'è stato un vuoto e adesso c'è una nuova scuola che non c'entra assolutamente niente, né nei valori, né nel sound, né nei contenuti, né nell'abbigliamento. Insomma, potrei continuare a elencare tutti i parametri per cui insomma non c'entra niente. E di conseguenza mi sono trovato spiazzato, perché io comunque stavo portando avanti un viaggio negli anni in cui volevo dimostrare anche a quelli della vecchia scuola quanto valevo io come rapper, quanto potevo essere un punto diciamo di incontro tra questa musica nuova e quella vecchia. E mi sono trovato un po' invece da solo, visto che isolato, visto che comunque poi alla fine sì, vecchia scuola, nuova scuola, ma ognuno qui pensa ai fatti suoi. E quindi allora ho detto: allora One Love.
Allora One capito? Love, allora vale tutto. E allora sì, esatto, allora se è One Love, allora certo, allora facciamo così, allora facciamo il gioco così. Allora io vi faccio l'album da solo, dico tutto quello che penso, così. Infatti One Love, titolo che diciamo fa un po' a pugni con la copertina. Sì, esatto. Lei esplica in una maniera... Esatto, ma perché comunque è logica la citazione a Bob Marley, che comunque è uno, per chi conosce il personaggio, comunque è uno che proprio se n'è fregato di tutto. Cioè Bob Marley magari non era nel suo stile magari fare gestacci o usare parolacce nei testi, però comunque uno che se n'è fregato di tutto, se n'è fregato della politica, se n'è fregato, cioè girano molti documentari insomma sulla vita di Bob Marley, se n'è fregato un po' di tutto, ha voluto mettere l'amore per la musica prima di tutto. E io credo che questa scelta sia dovuta anche al fatto di quanto era schifato poi dalla società, anche magari dagli altri artisti. E allora One Love, esatto, no? allora sai che c'è? Esatto. Allora io mi proietto nella musica e tutto il resto non esiste. Qual è la traccia a cui sei più affezionato del disco, che senti magari più tua? È un disco anche molto intimo in realtà, Esatto, quindi esatto. immaginiamo che siano molte le tracce a cui ti senti più legato, ma dovessi sceglierne una? Ha anche un concept, diciamo, che quindi racchiude tutti e 10 pezzi, però forse la prima traccia, Senza crollare, mi piace perché è un po' l'indice dell'album. Cioè ascoltandola credo che si possa poi ritrovare quello che si ritrova poi nei vari pezzi dell'album. E vedi lo scrittore, mette l'indice all'inizio, Sì. così Esatto, poi... Sì, il vai vero a ritrovare- intro, esatto, come all'epoca. E invece un'ultimissima tra le cose che ti volevo chiedere riguarda le collaborazioni, sia in termini di produzioni che di featuring. Esatto. Parlacene un po', come sono nati, come li hai scelti. Vabbè, al microfono ho scelto i ragazzi con cui mi trovavo più sul sicuro. Quindi Diluvio, che per me è una certezza ormai da anni, Killa Kali, che ultimamente secondo me è il top underrated, il più sottovalutato al momento in Italia. Veramente ha fatto un album che è uscito da poco, che è veramente, sta uscendo il nuovo, lo consiglio a chiunque ci sta ascoltando. E invece per i producer, oltre a 3D, Cabit, con cui avevo già collaborato, ho conosciuto questo ragazzo JT che mi ha curato i 2 singoli. C'è anche un altro ragazzo DJ Hendry qui di Milano. Poi c'ho PK, che è un producer che ha prodotto adesso l'ultimo singolo di Amischilla, ha prodotto, insomma, produce un po' tutti noi della nostra età e è il producer, diciamo, top della nostra età. E comunque sì, mi piace collaborare al microfono con artisti con cui ho molta, diciamo, confidenza, mentre invece sui beat mi piace esplorare, quindi sono più aperto alle collaborazioni con i beatmaker piuttosto che con i rapper. Diciamo che non hai confini da quel punto di vista. Sì, quindi. sì. Ecco, rimaniamo sull'argomento musica, arriviamo però alla domanda che chiude tendenzialmente le interviste qui a WH, che riguarda appunto tutto ciò che invece non è hip hop. Cosa ascolta Cane Secco quando non ascolta hip hop? Allora già comunque qua torniamo appunto sull'argomento cosa sarà hip hop e cosa non no. sarà hip hop. Allora, posso dire un classico? Vai. Un classico proprio. Billie Jean di Michael Jackson. Perfetto. Io quando non so cosa ascoltare rimetto Michael Jackson e me li ascolto tutte. Sono proprio un mega fan di Michael Jackson. Funziona sempre. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare? Sì, Yes. sì. E ti salutiamo così. Grazie mille, Cane Secco. Grazie mille a voi ragazzi per la Ciao. disponibilità. One love. Ciao.